Giorgio? Beh, certo, io sono nato con Giorgio, cioè non che lui sia nato come io sono nato con lui, nel senso che è facile che i primi pezzi su di me li abbia scritti proprio Giorgio. Io sono arrivato nel 76 a Vicenza e lui seguiva ovviamente il calcio, veniva sempre alle partite, poi siamo diventati amici, amici in senso vero. Io avevo una grande stima per lui, come l'avevano la stragrande maggioranza delle persone che ha conosciuto. È stato, devo dire, un grande giornalista, ma soprattutto una grande persona, un grande uomo, senza cadere nella retorica, ma era così. Io con lui, oltre a stimarlo, mi divertivo molto. Devo dire che era molto ironico, era piacevole starci insieme, era molto acuto nelle sue cose ed era una persona estremamente intelligente. Quindi si può dire che il ricordo del nome Pablito è un po' la punta dell'iceberg poi di fatto. Ma io ci tengo a questo perché lui mi ha coniato il nomignolo Pablito nel 78 in Argentina. Molti pensano che sia legato al Mondiale di Spagna 82, invece no, era il Mondiale precedente, quando lui veniva e seguiva i mondiali, abbiamo vissuto tante cose insieme e questo nomignolo me lo porto dietro, insomma, come dire, lo ringrazio ancora oggi perché è diventato questo nomignolo un sinonimo nel mondo, anche perché io quando vado in giro nel mondo ancora oggi mi chiamano Pablito, Pablito, quindi significa che quel nomignolo ha fatto un po' di storia. Al di là di questo, insomma, è bello ricordare Giorgio perché è stato veramente un grande giornalista, un maestro per tanti e per me in particolar modo è stato sicuramente, oltre a un giornalista, un amico.